consiglio che do io, quando si parla di lavoro, bisognerebbe cominciare a raccontare le storie di coloro che hanno perso il lavoro, sia imprenditori sia operai. Faccio un esempio: c'è una piccola azienda che è fallita, che magari aveva una storia importante, aveva caratteristiche importanti del suo lavoro, che chiude. È una perdita per il territorio. E quella ferita aspetta dal mondo politico una risposta precisa, che è quella della ricostruzione, della rinascita, del rilancio del mondo del lavoro. Quindi secondo me tu sei una rappresentante di questo settore e puoi veramente fare la differenza. La questione del lavoro ha due aspetti sicuramente, uno che è relativo alla normativa sul lavoro e all'imposizione fiscale sul lavoro. Ieri sera ero a Tele Pordenone, c'erano con me altri candidati di altre forze politiche. Ho sentito dire per l'ennesima volta dal rappresentante della Lega Nord che era seduto accanto a me che basta, dobbiamo abbassare le tasse devono rimanere qui, e 20 anni che ce lo sentiamo raccontare. Io ho detto, io lavoro appunto, come diceva Vittorio e anche qualcun altro, nell'azienda della mia famiglia, lavoriamo insieme. In questi anni non ho visto diminuire di €1 le tasse che paga l'azienda e non ho visto diminuire di €1 le tasse che pagano i nostri collaboratori in busta paga, per cui penso che sia ora di smetterla con queste bugie e di affrontare seriamente la cosa. È diventata insostenibile la differenza di costo che un'impresa sostiene tra quello che dà che porta a casa il proprio lavoratore e quello che invece è il costo che alla fine paga. È una cosa assolutamente insostenibile e che soprattutto in un periodo di questa gravità economica sicuramente non stimola le assunzioni. Dall'altro c'è invece un discorso più di tipo di sviluppo economico, di politiche mirate alla creazione di nuovi posti di lavoro, e in particolare non è perché sono una donna io, ma penso che sulla questione dell'occupazione femminile in Italia si debba fare una politica seria, perché da tutto il mondo tutti gli economisti ci dicono che uno dei grandi punti di debolezza dell'Italia è il basso livello di occupazione femminile, e questo lo si crea con delle politiche fiscali che agevolino le assunzioni, ma anche con la fornire dei servizi che consentano alle donne di poter distribuire i carichi di cura della propria famiglia e poter lavorare, in particolare asili nido e altre cose che per esempio a livello comunale stiamo affrontando. C'è e poi a livello di proposte per lo sviluppo economico, qui in particolare nel nostro territorio abbiamo, penso, ormai capito tutto che non siamo territorio da grande industria, siamo territorio nel quale lavorano gli artigiani, le piccole imprese, e le piccole imprese e i piccoli artigiani, come diceva il sindaco, che hanno chiuso, che sono in difficoltà, messi insieme fanno probabilmente un'altra PANSAC purtroppo. E dobbiamo anche cercare di sfruttare quelle che sono le nostre opportunità, quello che il territorio ci offre. Da anni sentiamo parlare di marketing territoriale, di sviluppo del turismo, cose che però non sono mai state affrontate in maniera seria. Non c'è una struttura che faccia politiche di encomio, cioè di stimolo del turismo in entrata qui nell'entroterra e nelle spiagge. Dovrebbe essere un lavoro coordinato e di sistema. In questo penso che anche la conferenza dei sindaci, se dotata di risorse e di poteri, potrebbe essere uno strumento utile. E a proposito di politiche del lavoro e dell'industria, cosa che era sempre sorta l'altra sera nell'incontro con i lavoratori, ci si sentiamo insomma spesso lamentare il fatto che le imprese vadano nel paese qui a fianco, chi in Austria, chi più all'est. È ovvio che fino a che non c'è omogeneità a livello europeo di trattamento fiscale, di normative, questa cosa sarà sempre incontrollabile, e allo stesso tempo anche a livello di territorio si dovrebbe evitare questa fuga verso altri territori e cercare di fare delle politiche coordinate anche tra gli stessi comuni di un piccolo territorio, cercare di fare una politica di distribuzione degli insediamenti, delle opportunità, non fare come diversi anni fa succedeva, che il comune a fianco regalava il territorio pur di avere la piccola zona industriale che poi adesso magari si trova ad essere
assolutamente vuota. Quindi ci vuole una nuova maturità e un nuovo lavoro di squadra per poter risolvere questo tipo di problema, e concordo che sia assolutamente il primo tema della campagna elettorale.